tubercolosi. Altri 2 alunni della scuola elementare del Trevigiano, in cui erano stati riscontrati già 3 casi di TBC, sono risultati affetti dalla malattia e 11 compagni positivi al test Mantù dovranno sottoporsi a nuovi accertamenti. Finisce dopo 9 mesi di angoscia la ricerca di Giocondo Ghirardo, l'80enne trevigiano scomparso in estate in Cadore mentre andava a Lumache, a ritrovare il corpo in mezzo ai boschi la figlia che non ha mai smesso di cercarlo. Indagini sull'ennesima tragedia sul lavoro in Veneto, ancora poco chiara la dinamica della morte del 54enne della fonderia di Mussolente. I sindacati: serve in tutti, anche nei lavoratori, una maggiore cultura della sicurezza. Inchiesta Camorra, dopo le dimissioni definitive di Mirko Meffe, nominato il commissario prefettizio che reggerà l'amministrazione, sospeso il consiglio comunale, scioglimento in arrivo. Ipotesi grandi navi a Chioggia, il governatore del Veneto categorico, il futuro della crocieristica è a Venezia, se il governo ha consigli dal cilindro da tirare fuori lo faccia, ma non vedo conigli. Nuovo capitolo dell'accesa polemica sul congresso mondiale delle famiglie a Verona. La presidenza del Consiglio dei Ministri fa togliere ufficialmente il suo patrocinio, ma arriva il sostegno del presidente del Friuli Venezia Giulia. A Treviso la cerimonia di consegna dell'assegno solidale a favore di Semibasso, che servirà a finanziare gli studi sulla progeria. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano dunque i casi di tubercolosi in una scuola primaria nel Trevigiano, altri 2 alunni di quell'istituto in cui si erano già registrati 3 casi di TBC sono risultati affetti dalla malattia. Sono terminati gli accertamenti diagnostici, in alcuni casi spiegano dall'ULS 2 anche complessi che hanno richiesto l'utilizzo della TAC negli alunni, 21 su 22 che erano risultati positivi al test Mantù. Si tratta, come riporta una nota dell'azienda sanitaria, di alunni che frequentavano la classe in cui insegnava la maestra, ritenuta il caso indice, ovvero il soggetto da cui è partito il focolaio epidemico. 2 forme tubercolari chiuse, iniziali e chiuse. È una forma nella quale il bacillo di Koch, agente responsabile della tubercolosi, non si diffonde nell'ambiente. I 2 bambini verranno comunque sottoposti al trattamento multifarmacologico a domicilio e, come da protocollo, anche sui loro familiari sarà effettuato il test Mantù. Anche un altro alunno e una seconda insegnante erano risultati affetti da tubercolosi. Intanto sono in significativo miglioramento le condizioni della maestra, considerata dai sanitari il caso indice. La maestra è stata dimessa ieri dall'ospedale, avvia chiaramente un percorso a domicilio. E sono terminati anche i test Mantù che hanno interessato circa 400 alunni della scuola elementare, considerati contatti occasionali. Complessivamente 11 sono risultati positivi alla Mantù e proseguiranno quindi gli accertamenti propri, radiografia del torace, se necessario altri approfondimenti. Si tratta di bambini non appartenenti né alla classe nella quale insegnava il caso indice in via primaria, né alla classe parallela nella quale la maestra caso indice appunto svolgeva una parte di attività. Per quanto riguarda poi il caso della scuola dell'infanzia di Monfumo, dove una maestra 59enne era risultata affetta da tubercolosi con una sintomatologia lieve, sono arrivati gli esiti del test Mantù a cui erano state sottoposte una 50ina di persone tra ambito familiare, insegnanti e alunni. Nessun bambino sottoposto a test Mantù, i test sono stati letti ieri, è risultato positivo alla Mantù. Un operaio di Romano Dezzelino è morto in seguito ad un incidente avvenuto all'interno della Bifrangi di Mussolente. Carabinieri e Spisa le indagano sulla vicenda per fare luce su quanto accaduto. Marino Lombardi era steso a terra, privo di sensi, ustionato e con gravissime ferite alla testa. Lo hanno trovato così alle 8 di sera di ieri i colleghi della Bifrangi, azienda di stampaggio a caldo di rilevanza internazionale che opera a Mussolente. Lombardi, che aveva 54 anni e viveva a Romano Dezzelino, è stato subito soccorso e portato in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare. L'operaio è spirato prima di poter riprendere conoscenza e ora la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che di certo disporrà un esame autoptico. Solo l'autopsia, infatti, potrà fare luce sulle cause del decesso. Il 54enne presentava, secondo le prime informazioni, segni di ustioni e aveva riportato un trauma al capo. L'incidente sarebbe avvenuto in un'area dello stabilimento dedicata al trattamento di pali di metallo. Resta da stabilire del tutto la dinamica dei fatti, ma non ci sono testimoni che possano aiutare a ricostruire quanto accaduto negli impianti della Bifrangi.
I carabinieri e lo Spisal dell'azienda sanitaria hanno effettuato i rilievi di rito nella serata di ieri. Lombardi era molto conosciuto a Romano d'Ezzelino, dove faceva anche volontariato. Lavorava da oltre 15 anni nell'azienda di Mussolente. E di fronte a questa ennesima tragedia sul lavoro, i sindacati lanciano un appello anche ai lavoratori. La notizia dell'infortunio costato la vita a Marino Lombardi all'interno della Bifrangi di Mussolente ha destato grande impressione nella pedemontana bassanese. I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL esprimono in primo luogo il cordoglio e la vicinanza delle sigle sindacali nei confronti della famiglia del lavoratore, ma avvertono anche che servono più controlli, attenzione e concertazione fra aziende, lavoratori e sindacati. Ecco le reazioni sindacali a poche ore dalla tragedia. Il grave infortunio che è avvenuto oggi ci rimanda a un senso di responsabilità importante rispetto alle aziende metalmeccaniche del territorio. Noi riteniamo che ci sia l'esigenza di partecipare a una cultura diversa sulla sicurezza, in particolare per quanto riguarda i quasi infortuni e per quanto riguarda i cosiddetti break formativi nel momento in cui questi avvengono. In secondo luogo riteniamo anche che oltre al potenziamento dei enti preposti sia da perseguire la piattaforma regionale che abbiamo evidenziato agli assessorati, in particolare per quanto riguarda il potenziamento degli Spisal. Come CGIL ribadiamo la necessità di potenziare, coinvolgere, potenziare gli strumenti al servizio dei lavoratori e delle imprese, Spisal, controlli, formare i lavoratori anche mediante le assemblee che a stretto giro faremo e come stiamo facendo in tutte le imprese del territorio. Assemblee importantissime per avere anche un feedback con i lavoratori, sapere cosa ne pensano e formarli per fargli capire che diritti hanno. Pensiamo che ci deve essere un maggiore controllo come previsto dalla contrattazione territoriale, dove chiediamo che ci sia maggiore partecipazione da parte delle aziende, che ci sia maggiore coinvolgimento da parte del lavoro, un lavoro costante nell'informazione che è già previsto dalla trattativa e che si cominci in qualche modo a non vederci più come parte esterna, ma parte integrante dell'azienda per prevenire questi tipi di incidenti. Torniamo a parlare dell'inchiesta Camorra in Veneto dopo le dimissioni definitive del sindaco di Eraclea Mirko Mestre, nominato il commissario prefettizio che reggerà l'amministrazione. Da oggi il comune di Eraclea ha un commissario straordinario prefettizio per l'amministrazione provvisoria. Questa mattina è arrivata l'ufficialità della nomina di Giuseppe Vivora, 45 anni, originario di Foggia e viceprefetto aggiunto di Venezia. Ad indicarlo è stato il prefetto lagunare Vittorio Zapparorto. Si tratta di un altro passo importante verso lo scioglimento del Consiglio Comunale di Eraclea, che però ora dovrà essere ratificato con decreto a firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ormai però, dopo le dimissioni diventate definitive del sindaco Mirko Mestre, arrestato lo scorso 19 febbraio nell'ambito della retata in Veneto contro la Camorra, il dado è tratto. Così il comune di Eraclea, finito nella bufera con accuse pesantissime, prova a rialzare la testa. Vivora dovrà traghettare l'amministrazione comunale per poco più di un anno, fino alla primavera 2020. In quanto le dimissioni dell'ex sindaco Mestre sono giunte fuori tempo utile per andare al voto già il 26 maggio prossimo nell'Election Day per le elezioni europee ed anche amministrative in alcuni comuni. Il nuovo commissario è già conosciuto nel veneziano e si è fatto apprezzare sul campo. Tra il 2009 e il 2011 è stato impegnato come componente dell'ufficio dello Speciale Osservatorio regionale sul credito, poi a supporto del commissario delegato per l'emergenza nomadi in Veneto e poi anche durante l'emergenza immigrazione nella nostra regione. Un'esperienza importante che lo ha fatto designare ora per questo nuovo delicato incarico. Sulla notizia della nomina in comune Eraclea nessuno parla. E adesso la questione grandi navi con il governatore Luca Zaia che non commenta la soluzione di Chioggia ma ribadisce la posizione della regione confermando l'impegno in VTP.
che siamo fermi a un comitatone che però vendeva l'ingresso e l'utilizzo del canale dei petroli per arrivare a Porto Marghera, dopodiché cercheremo di capire, però a questo punto mi si perdoni, queste cose bisogna leggerle sulla Gazzetta Ufficiale e non sui giornali. Il presidente Zaia non si sbilancia su quelle che secondo indiscrezioni giunte dai palazzi romani vedrebbe Chioggia come l'opzione più accreditata per le grandi navi fuori dalla laguna. Il governatore poi ribadisce la posizione della regione sul tema. Confermiamo il nostro impegno in VTP, ha detto. Non a caso abbiamo voluto l'ingresso nella società delle compagnie croceristiche, pensando che il futuro sia la crocieristica a Venezia e che le navi debbano entrare in laguna. Confermiamo, prosegue, l'impegno dell'ultimo comitatone, in cui è stato previsto che le navi entrino da Malamocco e poi percorrano il canale dei Petroli e il Vittorio Emanuele. Se il governo ha soluzioni alternative, il classico coniglio che esca dal cappello, le dica, ma al momento non si vedono conigli. Riguardo al fatto che non ci siano state più riunioni del comitatone, il presidente Zaia aggiunge: c'è fibrillazione e l'idea di una ripartizione di nuovi fondi. Penso quindi che l'idea sia di riconvocarlo. Torniamo alla cronaca con la scomparsa giugno scorso di un anziano ottantenne di Vittorio Veneto che si era allontanato in Cadore per cercare lumache di cui non si avevano più avuto notizie. Bene, questa mattina la figlia, che non ha mai smesso di cercarlo, ha ritrovato il corpo del padre. Io la speranza di trovarlo vivo è ormai non c'è più. Però perlomeno di dargli una degna sepoltura. Era il 22 giugno 2018, al telefono Monica Ghirardo si diceva ormai rassegnata all'idea di non poter più riabbracciare il padre, Giocondo, ottantenne di Vittorio Veneto, scomparso 15 giorni prima nella zona di Ospitale di Cadore, ma allo stesso tempo la donna esprimeva la volontà di ritrovarlo per avere una tomba su cui piangere. E in questi 9 mesi Monica non si è mai arresa, insieme al marito ha ripercorso ogni giorno quei sentieri e questa mattina proprio la coppia ha trovato in mezzo ad un bosco, fuori sentiero in località Pescoltre, una valle laterale della Val Tovanella, verso Ospitale di Cadore, il corpo che sembra appartenere al padre. Il mio compagno si è accorto di qualcosa di verde e io, guardando con un binocolo, ho visto che erano degli stivali, ha raccontato in lacrime Monica. Era lui, era mio padre, seduto, mummificato. Sono triste, continua la donna, molto triste, ma almeno ora posso realmente piangere sulla tomba di papà. Papà ha voluto farsi ritrovare da me, era con lo sguardo rivolto verso le montagne, come volesse chiedere aiuto. La salma, ricomposta ed imbarellata, è stata recuperata dall'elicottero del Suomi di Pieve di Cadore con il supporto del soccorso alpino di Longarone e trasportata al campo sportivo di Davestra. Il corpo si trovava a più di 2 ore di cammino da dove era stata ritrovata la macchina dell'anziano. Giocondo Ghirardo lo scorso 8 giugno si era recato ad Ospitale di Cadore per raccogliere lumache. La sua auto era stata recuperata ai piedi della salita che conduce a Rio Nero. Subito dopo la scomparsa, centinaia di persone, tra cui diversi volontari, avevano partecipato alle ricerche in un'area molto vasta, ma dell'anziano nessuna notizia. La figlia Monica in questi mesi, come si legge anche dalla sua pagina Facebook, aveva un unico obiettivo: ritrovare il padre, e non si è mai fermata, nemmeno durante l'inverno, con il freddo, la pioggia e la neve. Qualche giorno fa si era affidata anche ai droni, ma purtroppo le ricerche non avevano dato alcun esito. Questa mattina poi l'epilogo di un incubo lungo 9 mesi. Domani ci sarà il riconoscimento da parte dei familiari e verrà eseguita l'autopsia sul corpo. Ultima pagina, bilancio dei 3 anni di attività della finanziaria regionale Veneto Sviluppo, migliaia le imprese coinvolte, prossima sfida, un progetto molto ambizioso. 21.000 aziende e finanziamenti, contributi e garanzie per oltre 1 miliardo di euro. Sono i numeri principali dell'attività degli ultimi 3 anni della finanziaria regionale Veneto Sviluppo, presentati in mattinata a Palazzo Balbi, cui ha preso parte anche il governatore Zaia. Era importante segnalare questo lavoro che Veneto Sviluppo ha fatto, sia quello che riguarda le attività storiche, che sono appunto le attività agevolative nelle varie forme, ma anche quelle nuove, più innovative, quindi le attività che stiamo svolgendo con la nuova SGR, con la nuova società di gestione del risparmio, e tutta l'attività sui mini bond, compreso l'attenzione che stiamo continuando a mantenere sulle imprese che comunque stanno vivendo delle fasi un po' complesse nella loro attività di crescita.
La maggior parte delle erogazioni è stata messa quasi esclusivamente a favore di piccole e medie imprese, oltre la metà facenti parte del settore artigiano veneto. L'entità media degli interventi è di 60.000 euro contro i 160.000 del Fondo Centrale di Garanzia. Le misure anticrisi deliberate dal 2012 al 2018 hanno registrato 2.157 operazioni agevolate per un valore complessivo di circa 312 milioni di euro. Ora in campo c'è un importante obiettivo. È il fondo appunto che punta a sostenere le imprese venete che stanno vivendo dei particolari momenti di complessità, ovviamente aziende che sono mediamente grandi e che hanno un importante indotto sul nostro territorio, perché poi non dimentichiamoci che le piccole imprese vivono in larga misura delle commesse e del lavoro delle grandi imprese. E questo lo stiamo facendo, abbiamo individuato dei partner importantissimi di caratura internazionale, come ho detto durante la conferenza stampa, e ovviamente i tempi sono quelli che il mercato richiede, ci stiamo attivamente lavorando e io sono molto confidente. Di quale cifra parliamo? E il first closing, come viene detto normalmente, sono 100 milioni di partenza, però poi puntiamo ad aumentarne nel tempo successivo. Non si placano le polemiche sul Congresso Mondiale delle Famiglie in programma a Verona. La Presidenza del Consiglio dei Ministri fa togliere ufficialmente il patrocinio, ma arriva il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Le do la notizia, ho dato il patrocinio alla Commissione di Verona, partecipando in qualità di Presidente, ho dato il patrocinio ed anzi parlerò in quei minuti che mi sono stati assegnati anche della rete famiglia, che è quella rete che vogliamo sponsorizzare a livello nazionale per creare un network di buone pratiche per dare risposta alle esigenze della famiglia. Tolto un patrocinio se ne fa un altro, via quello del governo, in soccorso arriva il Friuli Venezia Giulia. Verona continua ad essere la capitale delle polemiche, in questi giorni sempre più vicini al Congresso Mondiale delle Famiglie. E proprio a poche ore dal ping pong infuocato tra il premier Giuseppe Conte, via il patrocinio del governo, e il ministro Lorenzo Fontana, il patrocinio deve restare perché riguarda il mio ministero, arriva la soluzione finale. Abbiamo ricevuto la diffida a utilizzare il marchio di Palazzo Chigi proprio ora, dicono in giornata gli organizzatori Antonio Brandi e Jacopo Coghe. Il cambio del logo è in corso, continuano, e in più siamo orgogliosi di annunciare il patrocinio della regione Friuli Venezia Giulia. L'annuncio ufficiale di Massimiliano Fedriga è arrivato ieri sera a Ring e il motivo del sostegno che va ad aggiungersi a quello della regione del Veneto è chiaro. Nonostante tutte le bugie uscite, come quelle relative ai relatori che avrebbero voluto la pena di morte per gli omosessuali, tutte fantasie smentite, ha detto Fedriga, non si tratta di un'iniziativa contro qualcuno, ma pro famiglia. Io sono profondamente convinto nella diversità tra uomo e donna, che guardi non c'entra nulla con l'orientamento sessuale. Io difenderò sempre, e lo ribadisco, chiunque rispetto al suo orientamento sessuale, non mi interessa e lo difendo se viene discriminato. È una vergogna se qualcuno discrimina una persona rispetto all'orientamento sessuale. Altra cosa è la diversità fisiologica che c'è tra uomo e donna. Ma gli attacchi e i dubbi sui temi trattati dai relatori restano. Tutto questo mentre si è concretizzata l'ennesima spaccatura nel governo giallo-verde tra Movimento 5 Stelle e Lega, con attacchi trasversali nemmeno troppo delicati. Quasi al termine di una settimana nella quale sono state già annunciate contromanifestazioni nella 3 giorni dal 29 al 31 marzo e non sono mancate nemmeno le minacce agli albergatori di Verona rei di dare ospitalità agli oltranzisti. Con le contestazioni del convegno di Verona sembra quasi che siano persone estremiste, medievali o d'altro, ma sembra incredibile, mi sembrano incredibili posizioni di questo tipo. Polemiche destinate a continuare man mano che ci si avvicina all'appuntamento e che rischiano di trasformare quel weekend in un momento di altissima tensione anche sul piano dell'ordine pubblico. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Vetro. Di nuovo in diretta per parlare, lo ricorderete, del bambino investito 15 giorni fa nel Trevigiano mentre giocava nel cortile di casa dall'auto di un anziano colto da malore. Ebbene, dopo 15 giorni di coma il piccolo si è risvegliato. Il sindaco di Fregona, Laura Buso, dice: tutta la comunità è sempre stata vicina alla famiglia. Samuele si è svegliato, dopo 15 giorni da quel terribile incidente ha potuto riabbracciare la mamma e il papà che gli sono rimasti sempre accanto. Il piccolo lo scorso 6 marzo era stato travolto da un'auto mentre stava giocando nel cortile di casa. Il sindaco di Fregona, Laura Buso, è commossa e felice, anche se ci dice il percorso di guarigione per il piccolo sarà ancora lungo, ma questo è davvero un ottimo inizio. È stato un incubo lunghissimo, vediamo un po' di luce anche se, diciamo così, la strada è
ancora lunga per Samuele, però se io mi ricordo quella mattina in cui sono arrivata giù e ho visto lo scenario, credo che questo sia veramente quasi un miracolo. Ecco. Nelle scorse settimane i medici avevano tolto la sedazione, così Samuele si è potuto svegliare. Ora dovrà essere sottoposto ad altri interventi chirurgici. Il bambino ha riportato gravi lesioni agli arti inferiori, rimasti schiacciati dall'auto. Ma da quel terribile giorno tutta la comunità si è stretta alla famiglia. Una bella notizia che è arrivata anche nella scuola primaria Parravicini. Tutti i cittadini, tutti quelli che mi incontravano in questo periodo, era sempre la prima domanda: si sa qualcosa del bambino? Ormai non serviva neanche chiamarlo per nome del bambino, cioè c'era veramente una preoccupazione, una vicinanza generale da parte di tutti. Il bambino ricoverato al Cafoncello in chirurgia pediatrica è uscito dalla terapia intensiva. Tutti fanno il tifo per Samuele, per rivederlo presto nella sua casa in via Indipendenza. Ed ora a Treviso, nel capoluogo della Marca, dove questa mattina nella sede di rappresentanza del comune c'è stata la cerimonia di consegna dell'assegno solidale a favore di Semmi Basso, che servirà a finanziare gli studi sulla proggeria. Dove per la prima volta si sta provando a iniziare una vera e propria cura per la progeria e con una terapia genica dove si va nel nocciolo del problema, e si cerca di eliminare le mutazioni. Ecco la nuova frontiera per combattere la progeria, altrimenti detta malattia dell'invecchiamento precoce. Studi per una terapia genica che hanno bisogno di fondi e i 16.000 euro consegnati oggi alla Onlus di Semmibasso serviranno proprio a questo, a dare speranza non solo a chi sta vivendo l'esperienza di Semmi, ma a molti altri che sulla scia di questi studi potrebbero presto trovare risposte per molte altre malattie rare. Ecco dunque l'importanza della vendemmia solidale dello scorso anno alle Manzane di San Pietro di Feletto, azienda che dal Prosecco sa ricavare anche solidarietà. La cosa è nata 7 anni fa per gioco, poi si è sviluppata successivamente. Poi l'idea ci è piaciuta, ci faceva sentire bene e è diventato un punto fermo la giornata di vendemmia solidale per la nostra azienda e per i nostri ragazzi. E oggi Semmi ha voluto brindare con tutti, proprio con quel prosecco che sosterrà la ricerca avanzata degli spagnoli. Abbiamo mandato delle bottiglie agli spagnoli, tra l'altro delle persone squisite con cui ho avuto il piacere di lavorare proprio insieme perché ho fatto la tesi lì e abbiamo mandato le foto e hanno molto apprezzato. Prosecco solidarietà dunque, che alle Manzane si rinnoverà anche la prossima vendemmia, sempre verso chi sperimenta, per dare risposte a tante malattie, e sarà per una Onlus che utilizza solo staminali etiche. Percorsi di speranza, ma anche esempi di solidarietà veneta. Se pensa che in Regione Veneto abbiamo il più alto numero di associazioni di volontariato e di volontari iscritti a queste associazioni, questo la dice tutta nel grande cuore dei veneti e nella solidarietà che noi sappiamo dare. Nuovo importante risultato nell'infinita gara di solidarietà per aiutare il piccolo Gio. €280.000, sempre più vicini, 400.000 necessari per l'intervento in Florida del piccolo Joe. Di giorno in giorno la solidarietà di voi telespettatori riempie il cuore di questa famiglia di Piazzola sul Brenta, che attraverso le nostre telecamere ha lanciato un accorato appello sostenuto sin da subito dal nostro gruppo Media Nord-Est. E voi che ci seguite puntualmente da casa avete dato e continuate a dare il vostro contributo con un versamento sul conto corrente di cui state vedendo gli estremi dell'Iban, intestato a Erika Molinarolo con causale Diamo il meglio a Giovanni. Continuano ad avere successo strepitoso gli ormai famosi biscotti di Joe, i fedelissimi del Bassano Calcio ne stanno vendendo tantissimi, oltre 4 le tonnellate realizzate da Luca, il panettiere di San Martino di Lupari, che si è impegnato in questa gara di solidarietà per il nostro cucciolo di guerriero di 2 anni e poco più. Chi fosse interessato può scrivere una mail a ibiscottidijoe.ordini@gmail.com con nome, cognome e indirizzo. Dobbiamo essere positivi, insieme ce la faremo. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10 in studio Davide Bortolato, candidato a sindaco di Mogliano per la Lega, e Paolo Galeano, attuale sindaco di Preganziol e candidato al comune di Preganziol con il Partito Democratico. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.
Ben ritrovati al meteo. Il weekend inizierà ancora all'insegna del bel tempo e di un clima gradevole, a tratti addirittura caldo, ma vediamo il dettaglio di sabato 23 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno e limpido su tutti i settori. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime comprese invece tra 16 e 21 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà protagonista della giornata e il cielo risulterà sgombro da nubi un po' su tutte le province. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 18 e 21 gradi circa. Situazione pressoché identica sul Trentino Alto Adige, anche sulla nostra regione infatti splenderà il sole e il cielo sarà sereno dappertutto o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime tra 20 e 21 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.